Una barista di una provincia trevigiana che non è abituata a avere a che fare con gentilini riceve la telefonata del prosindaco. Di persona? Sì. Pronto? Pronto, sono il prosindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini. Mamma mia! Buongiorno signora, tutto Buongiorno. bene? Tutto bene? Io sono di Borso del Grappa. Lo so, stiamo effettuando dei controlli per i locali pubblici per sapere se dentro c'è tutta razzapiave. Ah, sì, sì. Non c'è nessuno Il sindaco, dice, sindaco di Treviso, Gentilini. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Sono Prego. Giancarlo Gentilini, il prosindaco di Treviso. Ah, finalmente lo conosco, lei è un grande. Grazie. Stiamo effettuando controlli, noi dell'amministrazione, per sapere se nei locali della mia provincia ci sono persone che non sono razzapiave, tipo i teroni e i culatoni. No, lei è puro. E ora razzapiave? È la razza piave, sì, razza piave. Bene, servite il prosecco. Sì, prosecco, sì. Molto bene, Mamma. così. Ma lei è mai venuto a vedermi ad un comizio? No, mai venuto purtroppo, Ai, perché ai. gli orari e tutto. Male, però io l'aspetto e vengo a trovarla lì nel suo bar, eh? Sì. Va bene, io adesso la lascio lavorare. Va bene. Buona giornata. Va bene, grazie. Procreate. Ecco. Ciao. È fissato con sto procreare il sindaco, Beh, vuole che la razza Vabbè, ho capito. si diffonda pura. Vabbè, ma uno come me che non è di razza piave non può Tu ti immagini il signore che torna a casa stasera e dice: "Sai chi mi ha chiamato in bar? Lo sceriffo Gentilini. Ho Ho parlato con lui una al telefono." fortuna.